Secondo fine settimana di agosto con sabato tavolino nero per le partenze del ponte di Ferragosto. La montagna invoglia, ma il viaggio può diventare impegnativo. Fin dalla mattina il serpentone delle auto che sono arrivate in provincia di Belluno percorrendo la A27 ha cominciato ad allungarsi sia a Cadola che a Pian di Vedoia. E dal traffico che vediamo in questi giorni devo dire che si presenta un ottimo Ferragosto, un ottimo periodo. C'è sempre il problema dei disagi legati al traffico, ma quelli sappiamo che dobbiamo convivere ancora per qualche anno prima che siano completate tutte le varianti che dovevano essere pronte per i mondiali, ma mi auguro che in parte saranno almeno pronte per le Olimpiadi. Per chi si mette in viaggio ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 del servizio clienti per parlare con un operatore H24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Traffico che però vuol dire turisti in arrivo per una stagione estiva che sulle Dolomiti promette buoni risultati. Verso la montagna la giornata di oggi e domani e penso anche dopodomani, poi per i rientri ne parleremo nei prossimi fine settimana.